Il 60% delle dosi disponibili di vaccino anti-Covid in Veneto è stato somministrato e a regime ogni settimana in regione dovrebbero arrivare 38.000 dosi per un totale di 185.000 entro il 25 gennaio. Con questa fornitura il piano vaccinale può procedere con una iniezione ogni 3 minuti e per quella data dovrebbero riuscire in Veneto a vaccinare operatori sanitari e ospiti delle case di riposo. Successivamente il piano prevede le categorie a seconda della stratificazione del rischio, dagli ultra ottantenni alla fascia 70-60 anni e così via sino alla popolazione in generale, con precedenza ai responsabili dei servizi essenziali, insegnanti, farmacisti, forze dell'ordine e volontari. Quello che dice la scheda tecnica è che dopo l'inoculazione di 2 dosi abbiamo il 95% di efficacia del vaccino, quindi con la prima non sappiamo. Certamente viene stimolato il sistema immunitario in maniera importante, ma perché questa risposta si alzi e si stabilizzi è necessario fare 2 dosi, questo deve essere chiaro. Le scuole superiori in Veneto restano chiuse sino a fine gennaio. In attesa della valutazione del Ministero per la fascia di appartenenza al Veneto, Zaia ribadisce che deve prevalere la salvaguardia della salute pubblica. A me interessa se voi riuscite a darmi una mano a comunicare il fatto che non sta diventando una partita a scacchi quella della scuola. Tant'è vero che abbiamo lavorato anche con convinzione per poterle riaprire, c'è il piano trasporti, c'è tutto, abbiamo fatto gli accordi, tutto. Il problema è che se hai 3.400 persone in ospedale e i tecnici ti dicono lasciate chiuse le scuole, io non le apro, punto. Ci sono regioni che non le hanno mai aperte, ricordano. Si fa la facile polemica col Veneto, ma ci sono regioni in Italia che non le hanno mai aperte. Il protocollo in caso di bambino positivo a scuola, considerando che elementari e medie tornano in presenza dal 7 gennaio, è però cambiato. Si stringono le maglie. La nuova procedura, se si verifica nei bambini che partono dalla seconda elementare, un caso positivo in una classe, tutta la classe viene posta in quarantena. Lo può dire già subito la scuola. Perché quindi i bambini stanno a casa anche in modalità di didattica a distanza e fanno il tampone al 10° giorno, quindi alla fine della quarantena. Se ci sono dei genitori, perché questo si è verificato, che non vogliono fare il tampone di fine quarantena, il medico valuterà se questi si sono mantenuti asintomatici, soprattutto negli ultimi giorni della quarantena. Se sono asintomatici, al 14° giorno possono tornare a scuola. Se invece continuano ad essere sintomatici, naturalmente andranno a scuola quando sarà finita la sintomatologia, comunque oltre il 21° giorno. La responsabile della prevenzione ha anche illustrato l'importanza di sequenziare le varianti del virus. Quella inglese e quella sudafricana sono quelle che si stanno diffondendo. Sequenziare il virus significa capirne le caratteristiche, sapere se alcune varianti sono più contagiose e più pericolose, informazioni utili per la prevenzione e la terapia. Studi, sperimentazioni, speranze che cambiano momento per momento il quadro di questa epidemia che preclude al momento ogni valutazione a lungo raggio.